Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto dallo Spazio Più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, da Radio Libertà, la radio libera di informare, la radio che vi dà la parola senza filtri e né censure. Oggi cominciamo questa trasmissione con il solito co-conduttore, che appunto però è un po' napoletano, perché doveva essere qua, invece si è fatto trattenere in giro per causa incidenti stradali. Buongiorno Antonio Fellone, sei proprio napoletano, anzi no, tu sei di Caserta, non no, di Napoli. Buongiorno Mimmo, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria. No, mi hai fregato, perché secondo me qualcosa hai combinato tu. Io sto per strada, dovrei arrivare lì tra un quarto d'ora circa. Ho trovato un incidente, ci hanno deviato per Cinisello Balsamo, provincia di Salerno. Di che quale di Salerno? Cinisello Balsamo non è in provincia di Salerno, falla finita di dare indicazioni sbagliate, che noi da questa radio le diciamo sempre giuste, noi diciamo solo la verità. Diamo delle indicazioni giuste. L'autostrada chiusa direzione Milano, quindi se dovete mettervi in viaggio non prendete quella strada perché è chiusa, vi fanno fare il giro di tutta Milano. Io dovevo stare in radio alle 14:45, sono le 15:10 e sono ancora in tangenziale, quindi conto di arrivare per le 15:17 in radio. Io vorrei dare un'indicazione a chi ci ascolta. Sentite Isoradio. No, fra un pezzo e l'altro delle nostre trasmissioni sentite Isoradio se siete in strada, perché così vi regolate e evitate appunto di prendere strade che sono bloccate. Assolutamente sì, perché Milano è bloccata, perché ci sono alcune strade che sono proprio chiuse per incidente, che l'autostrada l'hanno chiusa e quindi ci hanno fatto deviare verso, adesso siamo Nova Milanese, comunque sì, 10 minuti io dovrei stare lì. Va bene, noi siamo qua che ti aspettiamo. Abbiamo con noi anche l'altro co-conduttore a cui diamo subito il benvenuto. Buongiorno Federico. Buongiorno, scusate ma ero dentro il santuario della Madonna di Monteberico perché il 7 marzo sono 600 anni dell'apparizione della prima volta, nel 1426, quindi è festa grande a Vicenza e sono 600 anni che la Madonna protegge questa città e la mia famiglia di origine mi ha trascinato al santuario come era giusto a chiedere una grazia. Mi fai un favore Federico, chiedi una grazia pure per me, cioè in diretta. Molto potente, molto fuori. Io ogni volta, prima di fare qualche cosa, andavo in qualsiasi chiesa, mi rivolgevo alla cappella della Madonna e chiedevo l'aiuto della Madonna, ma è sempre dato ascolto. Ma io so che un uccellino mi ha detto che a breve dovesse essere a Vicenza, magari fai la via e ci passi tu sopra, perché è da andarci in presenza. No, ma io la preghiera che ti prego di fare alla nostra Madonna appunto di Monteberico è di far arrivare in poco tempo l'altro nostro co-conduttore Antonio Fellone, perché sta in mezzo. Guarda, non la sfidare che questa fa i miracoli, non so quante cose ha fatto. Ah sì? Ecco, sì, senza nulla togliere la Madonna incoronata e quindi che appoggia, insomma è andata sott'acqua, quindi siccome sono tantissime persone che tra Abruzzo, Molise e provincia di Foggia ci ascoltano, il nostro pensiero va sicuramente a loro, perché c'è davvero un disastro laggiù. Certo. Sono zone davvero molto belle che sono sott'acqua, sotto metri e metri di neve, davvero una specie di apocalisse. Pensa... Il nostro saluto, poi tra l'altro tu sei originario. Sì, io però ho la Madonna mia, quella del soccorso, la Madonna del soccorso che funziona sempre. Vabbè, siamo. E poi volevo salutare una persona che è andata. Prego. Un galantuomo del giornalismo italiano, ce ne sono pochi, un grandissimo giornalista, ex direttore del Tempo, ultimamente la vice direttore del Tempo, Roberto Arritti. Davvero era un galantuomo, un professionista come ce ne sono pochissimi in Italia della carta stampata dell'informazione. È stato stroncato da un infarto, è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, vani tentativi di rianimarlo, però ha deciso di donare tutti i suoi organi. Pensate un po', in un mondo dove il giornalismo è purtroppo un paese, diventa prostituzione intellettuale, vedere che c'è un giornalista, un galantuomo che viene stroncato dall'infarto
abbastanza giovane, perché aveva 62-63 anni, e che decide poco prima di morire di donare tutti i suoi organi. Cioè, non solo in vita ha fatto la differenza Roberto Ardizzi, ma anche durante la morte. Quindi davvero va il nostro cordoglio alla famiglia, e il ricordo di un grande uomo che se n'è andato via così. E noi tutti ci uniamo al cordoglio appunto appena espresso da te. Federico, tu prima appunto hai dato una descrizione di quelli che sono i disastri dati dal cattivo tempo nel meridione. Speriamo che appunto le carceri appunto stanno da quelle parti e non crollino giù, che non sprofondino anche loro, perché già i vostri i colleghi tuoi d'Antonio già fanno una fatica della miseria, insomma, ogni volta a raggiungere il posto di lavoro. Con questo tempo qua si vede, penso di no, sono abbastanza, assolutamente sono come le scuole, non gli succede mai niente. Sì. È una battuta. No, sono abbastanza. Io mentre venivo qua sentivo la canzone di Fabrizio De André, quella di Il caffè di Don Raffaele, e praticamente insomma quello parlava nella canzone appunto del caffè di Don Raffaele di Fabrizio De André, parlava appunto di quelle che erano certe problematiche che già all'epoca colpivano il settore appunto in cui sia tu che Antonio Fellone lavorate. Al di là di queste battute sul tempo, sul maltempo e cose varie, che novità portate tu e Antonio Fellone sul mondo carceri? Beh, so che non so se Antonio è impegnato nella guida, cercando di avvicinarsi in via Carlo Belero, la può dare lui la notizia, perché sarebbe la persona più indicata a darla. Però perché c'è una notizia importante. Sì. Qualcuno a Roma ci ascolta, Mimmo. Spoileriamo Antonio Fellone, diamola a noi prima, facciamogli questo dispetto. C'è una notizia bellissima, perché per una volta è una persona molto capace, molto ferrata del mestiere, che ha lavorato molto bene. Parliamo del sottosegretario, nonché senatore della Lega, Andrea Ostellari, insomma già sottosegretario alla giustizia con alcune deleghe, cioè detenuti, minori, edilizia. Ha avuto delle deleghe importanti, cioè polizia penitenziaria e dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ed è una cosa storica, perché quasi mai è accaduto che una sola persona avesse quasi tutti i settori del mondo carcere sotto, insomma, un'unica guida. E poi se questa persona addirittura è decisamente capace, perché è un avvocato di successo, una persona che conosce bene il territorio, che è una persona che a livello bipartisan viene lodata per il lavoro che sta facendo. Ho sentito sperticarsi di lodi tantissime figure diverse, tantissime persone con ideologie profondamente diverse nei confronti del senatore, nonché sottosegretario Andrea Ostellari. È una cosa buona. Purtroppo il tempo è poco, ecco. Penso che dovrà fare una bella corsa va a correre tantissimo per portare a casa qualcosa, però qualcosina a casa di importante, di bello, essendo una persona molto capace, sicuramente lo può portare, e questa è la speranza. Sicuramente, perché Antonio Fellone è ancora in viaggio, sta cercando appunto di arrivare qua. Sono lì, ragazzi, quindi facciamo così, mi saluto e intervengo in diretta. Ok, va bene. Sto entrando in via Carlo Belleri. Perfetto. Dai, allora. Hai visto, Mimmo, tu hai chiesto la grazia alla Madonna in 5 minuti. La Madonna ci ha esaudito. Meno male. Accendi un cielo per me alla Madonna, allora fammi sto favore, dai. Proverò, ora è in corso la messa, infatti siamo usciti per il Venerdì Santo, la Passione di Cristo, che è un giorno, come ben sapete, particolare per tutti i cristiani. Venerdì Gesù muore, è un giorno che non so, mi ha sempre segnato, Venerdì Santo, mi ha sempre fatto un po' di impressione la cosa, più forte di me. È un giorno anche dove si sono avuti grandi risultati. Il Venerdì Santo ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie, a parte gli scherzi. Il Venerdì Santo è stata fatta la pace in Irlanda del Nord dopo un centinaio di anni di guerra, dove cattolici e protestanti si sono messi d'accordo finalmente. Quindi amo sempre ricordare questo, il Venerdì Santo. Certo. Beh, fa conto che oggi è il giorno che si fanno i sepolcri anche. Cioè, sì. Io ieri
Ieri ho cominciato, questo deve essere Antonio Felloni che usa il viva voce, ma se non spegne il viva voce... Ah no. No, sono i Centauri. Ah, pure i Centauri. Sì. Io ho cominciato... Sì, perché è una giornata meravigliosa qua a Vicenza, è un giorno bellissimo, c'è un cielo azzurro, come pochissime volte, ho detto c'è quasi mezza città su qua, perché ho detto il 7 marzo sono 600 anni di apparizione della Madonna, è passato quasi un mesetto, però col fatto che c'è la Pasqua, insomma, moltissime persone vengono giustamente a dare omaggio alla Madonna di Monteverdi, che tanti miracoli ha fatto e che mezzo mondo è venerata, perché i vicentini sono in Sud America, in Svizzera, in Lombardia. Stanno dappertutto, ce l'abbiamo anche uno qua in sì. radio. Penso che, Sì. che ora è dislocato, a Vicenza. In Brasile c'è una città che si chiama Nova Vicenza. Ah, quindi, sì? Quanti anni è che appunto c'è il santuario? Il santuario, sì? Sono 600 anni, 600 in forme anni. diverse, perché c'è stata anche una guerra di liberazione dagli austriaci, proprio sul monte davanti al santuario. Il santuario aveva riportato dei danni abbastanza gravi, è stato ricostruito più e più volte, e quindi è una devozione fortissima. Non a caso è la patrona della città di Vicenza, e dopo 600 anni il patto è più che rinnovato. Eccolo qua, è apparso Antonio Fellone, il mitico Antonio Fellone, che dopo tanto tempo... Posso dire a tutte le persone che ci ascoltano, fate un salto a Vicenza. Sì. È un anno particolare, si sente. Questi 600 anni si sentono, è un anno molto particolare. Da tutto il nord, ma da tutta Italia, se potete passare per Vicenza, passate a Monteverdi. Certo. Sì. E poi comunque ci sono anche altre realtà belle simpatiche lì a Vicenza. Noi abbiamo un caro amico, Nicolò Naclerio, che è consigliere comunale di minoranza, perché appunto i Fratelli d'Italia e la Lega sono stati capaci appunto di perdere anche il comune lì, no? Però appunto abbiamo Nicolò Naclerio che è Sono tutti uniti qua però su questa cosa, posso dire, è una cosa molto bella, perché sono tutti uniti. Conta, almeno per una volta conta prima l'essere di Vicenza che dell'appartenenza politica. Poi il nostro Nicolò lavora qua, lavora proprio a Monteverdi, nemmeno a farlo apposta, quindi chi più di lui. Lo sentiremo a breve comunque. Sì, sicuramente sì. Adesso abbiamo un po' di problemi tecnici qua, perché Antonio deve sistemare tutte le varie sue dirette, le sue varie dirette social, perché Antonio Fellone, oltre che essere il capo dipartimento della Lega per quanto riguarda la polizia penitenziaria, un annuncio importante oggi da fare, Mimmo, perché ci dovrà spiegare insomma quello che sta accadendo a Roma. Lui ha la fortuna, ha l'onere e l'onore di stare a Roma. È una faticaccia, tra l'altro è uno dei pochi che al Ministero della Giustizia non si è dimesso. Noi tutti pensavamo che avrebbe lasciato, invece sta ancora bello là. No, scherzo. Eccoci. Meno male che è ancora là, in un momento molto molto difficile, tanto per il Ministero, quindi chi più di lui ci può spiegare quello che sta succedendo a Roma, i cambiamenti che stanno per arrivare e quello che si può fare per recuperare la fiducia dei cittadini dopo purtroppo tutta una serie di scandali che hanno colpito il sottosegretario e anche il capo gabinetto, il sottosegretario Andrea Del Mastro, parliamo bene, spiego bene le cose. Sapete tutti che qualcuno aveva una passione smidurata per le bistecche, forse da dimenticarci il lavoro che doveva fare, e poi il capo di gabinetto. Insomma, sono cambiamenti molto profondi di cui si parla in continuazione, e qualche giornalaio, più che giornalista, che ci fa trasmissioni, non dico in quali canali televisivi, ma già avete capito di ore addirittura su questo. Certo è che insomma c'è stato un rinnovamento molto forte, molto importante, e sicuramente Antonio, una volta che sistemerà tutti i social per diffondere il verbo come si deve, spiegherà a noi e sicuramente a chi lo segue quello che sta succedendo. Ecco, tu adesso, ora comincio a parlare, Antonio, fammi un favore, dimmi com'è l'audio, tu che appunto sei in ascolto col telefonino. Io sento molto bene, caso strano sì. È stato il miracolo della Madonna, è il miracolo della Madonna, Fede. Hai visto? Allora, Ari, buongiorno a tutti, finalmente siamo in diretta. Quindi, finalmente Antonio, visto che anche tu lavori con un padovano, Padova Vicenza un attimo, anche tu devi passare di qua.
appena riesco volentieri, ma a me piace andarci nei vari santuari, ne ho girati tantissimo. Comunque, ecco, no, ho l'ok di Natale. Quando Natale mi fa ok col dito, io sono contento perché vuol dire che non sto facendo danni. Quindi, detto ciò, rispetto a quello che dicevi tu, vabbè, ho ascoltato soprattutto che avete dato la notizia delle deleghe. Sì, io mi permetto di fare l'in bocca al lupo al sottosegretario uscente Del Mastro, sono certo che chiarirà tutto quello che c'è da chiarire, nulla toglie al lavoro che ha svolto tutto il governo fino ad oggi per il corpo di polizia penitenziaria, perché noi l'abbiamo ricordato tantissime volte in questa radio, e il grande lavoro che questo governo ha fatto per il corpo di polizia penitenziaria e per il mondo carcere. Voglio dire, poi ci sono delle dinamiche, ci sono delle situazioni, la stampa di sinistra si è accanita in maniera esagerata sul tutto ciò che il Ministero della Giustizia e l'amministrazione penitenziaria. Ancora oggi continuano ad uscire articoli, quindi è veramente un qualcosa di allucinante. Allucinante, non entro nel merito, ci sarà chi di competenza a fare piena luce in tutto questo. Io posso limitarmi a fare l'in bocca al lupo all'onorevole Del Mastro, perché comunque ha svolto un ottimo lavoro insieme a tutta la compagine di governo. Ripeto, ci saranno altre sedi dove chiarire questa cosa. Sì, effettivamente. Però facciamo gli auguri al nuovo. Certo, adesso volevo arrivare. Che ha ricevuto le deleghe. Gliel'ho fatte di presenza, ero lì, e il ministro ha firmato un decreto di assegnazione delle deleghe del DAP e della polizia penitenziaria, che sono state assegnate al sottosegretario Ostellari. Sapete tutti che ci lavoro col sottosegretario Ostellari, quindi per noi il lavoro magari sicuramente non che aumenterà, ma di più. Quindi che dire, in bocca al lupo al sottosegretario Ostellari e in bocca al lupo ad Antonio Fellone. Questo glielo faccio io personalmente, e si aggiunge anche Federico, fai gli auguri al nostro co-conduttore. Ma deve pedalare ora, perché bisogna portare a casa qualcosa, cioè sia ben per chiaro. forza. Stai lontano dalle bistecche, dalle pizze, dalle mozzarelle, vieni un po' di pedalare. No, guarda, questa è l'occasione più unica che è rara. L'unica cosa che non mi puoi togliere a me è la mozzarella di bufala. Se mi togli quella, io avevo un amico che vendeva le mozzarelle blu, mi piacevano anche le mozzarelle blu. No, come sono le mozzarelle che piacciono a te, bianche o blu? No, io preferisco quelle bianche, perché quelle blu poi ti ammazzano, quindi certo. Comunque, detto questo, sono stati comunque giorni un po' particolari, pesantucci, perché comunque è un continuo correre, un work in progress, però ciò non significa che non si lavori. No, perdonami Antonio, io ti ospito qua da 8 anni, però ti chiedo una gentilezza. Non usare termini inglesi, qua si parla solo italiano, massimo. Napoletano mi autorizzi? Napoletano o bresciano, ma l'inglese non me lo usare. Allora, come disse Mister Conte l'anno scorso quando è arrivato ad allenare il Napoli, amma fatica. Basta, non altro, ma amma fatica. Quindi, perché comunque dobbiamo ancora sfruttare ancora un anno sì, è qualche mese di questo governo. Che perché la conferma non la vedi tu? Certo, no, io parlo come deleghe e come sottosegretario Ostellari. Poi è certo, no, io sono certo che vinceremo anche le prossime. Su questo non ho assolutamente. Scusate. Ma si toccati, ma lì è un discorso molto molto ampio. Io ci tenevo a dire una cosa, no, perché rispetto agli appelli che noi abbiamo fatto in passato per la questione relativa al referendum, sì, noi abbiamo perso il referendum, però io ho provato in questi giorni, se ho avuto l'opportunità di parlare con qualcuno che ha votato no, chiedevo semplicemente la motivazione, giusto perché volevo andare contro Tizio, sempre io, ok. Quindi non avevano assolutamente capito cosa significava e ciò che si andava a votare. Ecco, questo è per far capire quello che c'è in giro. Detto questo, perciò dico sono fiducioso, perché voglio ricordare che questo governo è in carica con 12 milioni di voti. Il sì ha superato i 12 milioni di voti, quindi siamo lì, non è che c'è stata una batosta, anzi secondo me se la guardi dall'altra parte è stato comunque
un buon risultato per un governo, perché comunque il sì si è assestato a 12 milioni di voti, più qualcosa in più di 12 milioni. Quindi a livello di governo io credo che non sia stata una batosta, ma è stato comunque un buon risultato. Una conferma, perché voglio ricordare, vorrei ricordare i vecchi referendum, a parte la percentuale dei votanti che era disastrosa, ma i numeri rispetto al governo di quel momento erano assolutamente pesanti, perché si parlava di un 70-30, 80-20, ma adesso nello specifico non mi ricordo. Quindi bisogna partire da questo. Detto ciò, se la signora Schlein vuole chiamare al 0292947222 può confutare le affermazioni di Antonio Fellone. Ma tutti possono se ha chiamare. vinto il no, secondo la Schlein, perché comunque ci sono stati tanti giovani che sono andati a votare, che hanno votato in difesa della Costituzione. Ah, giusto. È giusto. Certo, per lei, almeno quello che penso io. Ma comunque se anche qualche giornalista di La Sette o Giuseppe Conte vuole chiamare, visto che qualcuno, pur di avere la poltrona, è capace di vendere l'anima al diavolo, al PD, chiami pure lo 0292947222. Che ti riferisci a Giuseppe? Sì, c'è qualcuno che proprio brama, si sogna di notte la poltrona. A me piace stare sempre in piedi. Sì, allora, hai ragione. No, io l'unica cosa che tengo a precisare è estrema e piena fiducia a tutti i componenti che in questo momento lavorano per noi, per il DAP, per la Polizia Penitenziaria, rispetto a tutto ciò che è emerso sugli organi di stampa negli ultimi giorni. È stato veramente un qualcosa di schifoso. Comunque bisogna sempre rispettare chi lavora, non tirare in ballo determinate dinamiche o situazioni. Veramente è stato un qualcosa di assurdo. Però quello che non ti ammazza ti fortifica, quindi noi andiamo avanti, si lavora. Il sottosegretario Stellari sicuramente è una persona che piace solo esclusivamente lavorare. Sì, allora abbiamo un ascoltatore in linea, hanno la precedenza. Buongiorno. Buongiorno, salve, sono Gianfranco, vi chiamo da Genova. Prego Gianfranco. Grazie. Allora, volevo dire, ma sul discorso che intanto i votanti, cioè il sì era quasi 15 milioni, quindi insomma comunque 3 milioni è una bella differenza. Però, ma a parte quello, perché continuate a dire che chi è andato a votare no è andato a votare senza sapere cosa votava? Io mi sono informato molto su questa riforma. Gianfranco, però perdona l'interruzione. No, Gianfranco, dato che tu telefoni da Genova, comunque già abbiamo parlato altre volte, e tu sei ampiamente di sinistra, è chiaro che appunto ogni volta parti da lontano ma arriva sempre a dire le stesse cose. Se vuoi chiamare e parlare appunto in diretta, però dacci anche qualche altro argomento. Ormai il risultato è stato dato, facciamola finita su. Adesso invece rimbocchiamoci le mani e lavoriamo tutti. Ma facciamo come fa Cruciani, giù. Italiani! Vuoi leggere? Vicentini, c'è un messaggio per noi su WhatsApp. Allora, leggiamo un messaggio che ci è arrivato su WhatsApp. Buon pomeriggio, sono Marco e lavoro dalla casa circondariale di Civitavecchia. Volevo porvi una domanda. Il prospetto numerico delle unità chieste dai vari istituti per la mobilità straordinaria, che probabilmente avverrà con l'arrivo dei nuovi agenti del primo scaglione, quando verrà presentato? Grazie. PS. Per Antonio Fellone, viva il Sinap e soprattutto Forza Napoli. Forza Napoli, sempre. Cioè, viva il Sinap, ci mancherebbe. Allora, sì. Passi per il viva Sinap, ma tu mi devi spiegare una cosa. Ma tu sei di Caserta, ma e come fai a tifare per il Napoli? Io o sono del Napoli e non vi farei tifare a voi casertani. No, assolutamente. A parte sì, io sono nativo sono nativo di Marcianise, provincia di Caserta, ma vivevo da un'altra parte, ho vissuto da un'altra parte, ma sono tifosissimo del Napoli da quando sono nato, quindi ci mancherebbe altro, non c'entra nulla. Io ho un caro amico mio, Giovanni, che è tifosissimo del Milan, ma è di Andria, a Bari, cioè voglio dire, non è che ci sta perché ad Andria ci sta il più forte club del Milan, informati. Detto ciò, volevo rispondere al collega Marco. Sì, effettivamente con l'assegnazione del
dello scaglione di maggio, perché termineranno il corso il 9 maggio, ci sarà una mobilità straordinaria richiamando la graduatoria anno 2024. A breve ci saranno gli incontri con l'amministrazione centrale per la spartizione dei numeri dei ragazzi da assegnare nei vari provveditorati. Successivamente ci saranno gli incontri a livello regionale per la distribuzione regionale e solo allora avremo comunque un numero preciso della distribuzione dei vari poliziotti per tutti gli istituti d'Italia. Però prima questa sarà un'assegnazione correlata alla mobilità. Prima ci sarà la mobilità e rispetto ai numeri poi ci sarà l'assegnazione dei ragazzi, dei neoagenti che termineranno, ripeto, il 9 maggio il corso di formazione. Il primo scaglione, perché voglio ricordare che qua stiamo parlando di un'assunzione di 3.800 unità entro che partiranno tutti e saranno immessi in servizio entro febbraio 2027, quindi è un numero esagerato. Poi voglio ricordare che da poco è stato pubblicato, anzi già si è chiusa anche la possibilità di poter partecipare, un ulteriore concorso per la polizia penitenziaria di 3.400 unità. Quindi è veramente tanta roba, parliamo di circa 7.000 unità nel giro di 2 anni, quindi su tanti. Considerando il totale che è più di 15.000 voluto da questo governo, con lo stanziamento anche di assunzioni straordinarie. E voglio ricordare, perché questa è un'altra cosa che deve rendere orgogliosi i poliziotti e fa capire ancora di più questo governo quanto ha attenzionato il nostro corpo, voglio ricordare che l'unico corpo di polizia che ha potuto fruire di assunzioni straordinarie, non ordinarie, straordinarie, è stato il corpo di polizia penitenziaria. Quindi mettendo insieme tutte le forze di polizia, il numero di assunti da questo governo è di circa 37.000. Se parliamo al corpo di polizia, guardiamo il corpo di polizia penitenziaria, il numero di assunti è di più di 15.000 unità a fronte di 6.000 che sono andati in pensione sino ad oggi. È stato fatto tanto, ma tanto ancora ci sarà da fare, quindi però ci stanno minacciando che dobbiamo andare in pausa perché altrimenti ci tagliano la gola. Quella ho visto il segno che ha fatto Natalia. No? Okay. Stai dicendo, Federico, perdonaci che non c'è... Perché ho problemi con la linea, vi sento davvero male. Va bene Fede, grazie, un abbraccio. Fai una preghiera per lunedì sera, almeno magari il Napoli riesce a vincere contro il Milan, perché altrimenti è spacciato. Ciao Fede. No, ci proveremo. ciao. Restate su Radio Libertà. Pubblicità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà,
In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Rieccoci, siamo sempre a Radio Libertà e questo è sempre lo spazio più in collaborazione col SINAP, col Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. A fianco a me ho il mitico Antonio Fellone, alias Tony F. Quando si bella Antonio, non si può sentire Tony F. Sì, niente, stiamo lottando per raggiungere appunto un obiettivo. Sì, l'obiettivo radiofonico e che obiettivo? Quello del sottosegretario che però non riusciamo a contattare. Ma allora, per una questione di correttezza e di rispetto nei confronti del sottosegretario, io ho chiesto, lui ha detto che avrebbe fatto piacere fare gli auguri ai poliziotti, anzi se riusciamo è bene, però era da una parte, ha detto Antonio proviamoci, ma non so se lì prende la linea, sono sincero. Quindi ho detto vabbè, ci proviamo, al limite faccio io gli auguri da parte del sottosegretario che ci teneva. Ce l'hai la delega? Ce l'hai la delega firmata? Sì, ma firmata delega il sottosegretario. Ci teneva a fare gli auguri a tutti i poliziotti che ci ascoltano, ma a tutta la polizia penitenziaria. Perché sono tanti sì. I poliziotti penitenziari che in queste festività sono al lavoro. Ci proveremo, perché le ho detto provaci perché non so dove sto, se c'è linea, perché era da una parte e ad oggi, fino a questo momento abbiamo provato 2 volte, ma che non è raggiungibile, solo per questo, perché a lui avrebbe fatto piacere intervenire per fare gli auguri a tutti i poliziotti penitenziari, sia quelli che ci ascoltano, ma tutti a carattere generale. Quindi niente, tornando a noi, e parlavamo prima dei numeri, io volevo dare delle info relative ai concorsi, perché altrimenti arriviamo a fine trasmissione e poi siamo sempre lì. Allora, a parte i 3009, 3008, non ho capito se abbiamo un ascoltatore in linea. Abbiamo un ascoltatore. Natalia? Abbiamo un ascoltatore. Ah no, ho capito male io. Niente, allora, il discorso relativo ai concorsi è importante perché adesso si è chiuso da poco il bando che prevede comunque ulteriori 3.400 unità che inizieranno l'iter concorsuale a breve, quindi quiz, prove fisiche e poi gli ultimi 2 giorni vediamo. Poi ci sono dei concorsi aperti anche agli interni che sono i concorsi relativi agli ispettori e sottufficiali. Parliamo di ispettori e sovrintendenti. Ce n'è uno in atto che sarebbe quello riservato agli anziani per i sovrintendenti, ma dovrebbe uscire a breve un altro che comprende sia l'aliquota A che l'aliquota B. Cos'è l'aliquota A e l'aliquota B? L'aliquota A sono coloro che ci passano per anzianità, l'aliquota B sono coloro che verranno poi selezionati con un concorso. Detto ciò, quella da ispettore dovrebbe uscire entro l'estate, l'abbiamo già detto, che anche qui c'è una previsione di concorsi per vice ispettore. Ovviamente non si fermeranno questi numeri, continueranno a crescere perché purtroppo ai noi andranno in pensione tantissimi poliziotti penitenziari nei prossimi anni. Rispetto ai governi precedenti, questo governo comunque è riuscito a coprire e sta coprendo parte del turnover, cosa che non è stata fatta in passato, e quindi oggi si ritrovi con tantissime persone che sono andate in pensione o anziane che non riescono più a fare questo lavoro, e avevamo dei numeri esagerati. Quindi va detto grazie al governo per quello che ha fatto fino ad oggi. Scusatemi, c'è un problema tecnico, vi lascio a Mimmo. Sì, eccomi. Allora, tanto che Antonio cerca di risolvere il problema tecnico, io passo la parola all'ascoltatore che sta attendendo di parlare. Pronto? Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Lisetta, buongiorno a tutti e due. Buongiorno Lisetta, prego. Allora, io volevo dire questo oggi. Nonostante i grandi sforzi delle forze dell'ordine a Milano e anche in altre città, ho sentito, continuano i furti e soprattutto i borseggi. Io sono d'accordo con il presidente del Veneto Zaia, cioè mettere tutti questi borseggiatori in carcere almeno per un mese, così capiranno bene le loro gravi malefatte. Secondo me e anche secondo Zaia sembra. Allora, buona Pasqua e Pasquetta a voi due. Grazie. E anche al terzo che adesso è andato via. Grazie Lisetta, grazie.
Beh, che dire, l'unico problema è dove li mettiamo tutti questi qua, cioè, mica sono pochi quei borseggiatori che gironzolano, per esempio la metropolitana di Milano è stracolma, non parliamo di quella di Roma. Toccherebbe che appunto il commissario straordinario nominato dal governo per appunto la delega per la ricostruzione, comunque sia per il mantenimento degli istituti carcerari, debba avere una bacchetta magica per farli spuntare fuori immediatamente. Il problema è serio, insomma. Io so da altre fonti che i detenuti aumentano, so appunto tramite i vari co-conduttori e tramite i vari loro colleghi che c'è sempre un problema di organico, perché è vero, questo governo ha assunto un sacco di personale, però è pur vero che appunto man mano che questo personale verrà dislocato nei vari istituti, rimangono sempre dei problemi legati a quelle che sono le carenze di organico. Leggevo sul Messaggero di qualche giorno fa che è venuta fuori una storia, praticamente qualcuno si è arrabbiato perché un articolo che interessava la Polizia di Stato, praticamente qualcuno ha avuto da ridire perché appunto sono arrivati più rinforzi di Polizia di Stato a Fiuggi anziché a Cassino o ad Anagni. Ad Anagni addirittura non c'hanno nemmeno il commissariato di polizia. A Cassino il commissariato ce l'hanno, però appunto sono pochissimi. No? Beh, noi su questo possiamo dire poco, semplicemente perché poi è un altro ministero, è un altro dipartimento, noi purtroppo poco possiamo dire. No. Quindi credo che abbiamo un ospite. Sì, va bene, aspettiamo. E niente, ti dicevo, un dipartimento che non appartiene a noi possiamo dare info e parlare di ciò che riusciamo a ottenere rispetto a altre informazioni. Infatti sono 8 anni che noi facciamo trasmissioni da... Ecco, abbiamo il nostro ospite che aspettavamo ed è arrivato, oltre ad essere un caro amico, ma è un qualcosa di speciale per tutto il corpo di polizia penitenziaria, perché comunque l'immagine è fondamentale, perché negli anni passati spesso ci chiamavano ancora guardia carcere, però avendo l'onore e l'opportunità di avere nel nostro corpo persone che ci danno lustro, perché è un vincente su vari campi, niente, io lo presento, è inutile che continui ad andare avanti. Clemente, buongiorno, abbiamo Clemente Russo. Ciao Clemente. Buon pomeriggio a voi, come state? Tutto a posto, tu come stai? Sempre alla grande, Antonio, che piacere sentirti. Ti ho visto benissimo, noi ci siamo incontrati adesso alla Festa del Corpo nella nostra Napoli, una festa spettacolare. Io, Clemente, dicevo, secondo me è stata una delle più belle degli ultimi anni. Io credo che, lo dicevo al mio capo, proprio alla dottoressa Marotta, proprio lì in piazza del Plebiscito, dicevo, io ho partecipato a tutte le feste del corpo e posso dire che è stata quella con più partecipazione del pubblico. C'erano, credo, 2-3 mila persone che erano passanti di Napoli, erano turisti o erano napoletani, però che si sono fermati ad ascoltare, a guardare, ma soprattutto a intraprendere anche gli sport che noi abbiamo messo a disposizione con le fiamme azzurre per far provare ai cittadini. Quindi è stato realmente una vittoria. Perché il bello e la novità di quest'anno è stato che per 4 giorni consecutivi, sino all'inizio della festa, c'erano degli stand di tutte le specializzazioni del corpo di polizia penitenziaria lì allestiti a piazza Plebiscito, e poi c'era la presenza comunque costante anche delle fiamme azzurre, che hanno messo a disposizione dei cittadini veramente attrezzi e altre situazioni per poter provare, per poter conoscere, e questo è un messaggio fondamentale, no? Perché comunque la gente deve conoscere il corpo di polizia penitenziaria e quello che fa, deve conoscere la nostra storia, quindi questo è stato un qualcosa di veramente bello. Avete montato? Assolutamente sì, e io aggiungerei, scusami Antonio se ti dico questa cosa e ti interrompo, che tante persone non sapevano dell'esistenza di questi gruppi sportivi specializzati all'interno della polizia penitenziaria, ma ancora di più non sapevano nemmeno l'esistenza, come poteva essere il tiro con la pistola, di precisione con la pistola, come poteva essere il judo o come poteva essere la squadra dell'Astrea. Non voglio parlare di pugilato perché
altrimenti sembrerebbe tirare l'acqua al mio mulino. Però ecco, perdonami, ragazzini che abbiamo potuto far provare tutti questi sport e che l'indomani poi sono potuti andare nelle loro rispettive città e iscriversi alle loro palestre, quindi in quello sport. Quindi abbiamo dato anche un messaggio positivo di sociale. sì, poi perdonami Clemente Russo, cioè, parlando appunto dell'Astrea, capiti proprio in un periodo che non è proprio molto, molto alla grande, insomma, per quanto riguarda il calcio, insomma, perdonami la battuta. Forse... No, il problema è che purtroppo quando si vince siamo tutti felici, quando si perde bisogna attutire il colpo, migliorare e andare avanti. Riprogrammare e ripartire magari più forti di prima, perché l'Astrea ha avuto dei momenti alti, ma vabbè, c'è qualche momentino. Visto che Clemente è uno sportivo, mi dai il tuo parere? Secondo te chi vince nella partita che ci sarà col Napoli? Torniamo dai Clemente, questo è un agguato. Clemente. Milan-Napoli, Clemente. Allora, il reale risultato, ovviamente, non ve lo posso dire perché altrimenti farei il mago. Però quello che vi posso dire è che non parlo nemmeno della partita Milan-Napoli, ma voglio parlare delle prime tre capoliste. L'Inter ha iniziato fisiologicamente ad avere un calo normale, a perdere qualche pezzo, e quindi per l'Inter queste ultime 7 partite saranno veramente difficili, tutte, non solo quella col Como, quella con la Roma, saranno tutte e 7 difficili. Il Milan idem, il Napoli oggi che ha già subito, diciamo all'inizio del campionato, quello che doveva subire con le perdite di mezza squadra, oggi il Napoli non c'ha solo l'innesto dei migliori, ha anche una motivazione psicologica da far bene, e quindi io credo realmente, sembrerebbe brutto dirlo, ma io penso che il campionato lo vinca il Napoli. Clemente, no, mannaggia la miseria, Clemente, mannaggia la miseria, quando mi stai a mettere in difficoltà, questi mi massacrano per ogni puntata, ogni trasmissione. Incrociamo le dita, dai. Tu inviti un napoletano in trasmissione. Lo sai. però Clemente, noi siamo scaramantici, non l'ammaricero, così no, pochissimi ci vengono a cercare. Non sei del nord tu. Antonio Fellone non sei del nord tu. Che non vengono, mentre siamo realisti su cose che potrebbero avvenire. No, lo speriamo, anche se vediamo. Vabbè, no, mi diceva tu non sei del nord, Clemente, io sono nativo di Marcianise, che Clemente conosce bene, io sono nato a Marcianise, quindi voglio dire, lo conosci, no, Marcianise? Sì, Clemente, un pochettino, sì, credo. Pochettino, ho giocato solo per tutta l'infanzia. Quindi Clemente, io non ti rubo altro tempo, ti ringrazio, veramente che è bello avere comunque nel nostro corpo persone di questo spessore, perché poi Clemente, tu puoi elencare, prima che ti lascio, altre persone che comunque nessuno sa ma appartengono al corpo di polizia penitenziaria, che stanno nel gruppo sportivo, persone note, personaggi noti. Abbiamo la grandissima, la regina del ghiaccio, Carolina Costner, che è nostra, che è poliziotta penitenziaria, Fiamma Azzurre. Abbiamo un medaglia d'oro olimpico del 2004, di Atene 2004, che è il grandissimo Aldo Montano. Giusto. Quindi ne abbiamo tantissimi, anche in questi sport invernali appena finiti alle Olimpiadi di Milano Cortina. Stiamo vincendo pure tanto, Clemente, anche nell'atletica, nella corsa c'è la collega, non mi ricordo quella, Barticolotti, aiutami che non mi viene. Battocletti, Nadia, che pure sta vincendo tantissimo, quindi certo. Vabbè, c'è il nostro amico comune Vincenzo Mangiacapre, quindi ce ne sono tanti, sono tante persone che comunque fanno parte delle Fiamme Azzurre e quindi associate al corpo di polizia penitenziaria. Clemente, grazie ancora, ti lascio libero perché so che devi andare ad allenare dei ragazzi, perché queste altre cose che ti fanno onore. Noi ci vediamo presto, no? Io e te, quindi grazie a voi. Ciao Clemente, un abbraccio, ciao, buona serata. Auguri Clemente, bravo, è quello ti stavo dicendo, bravo. Vai. Buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua Clemente, grazie, ciao Clemente, buona giornata. Ciao.
E niente, no, perché è bello fare questi passaggi, semplicemente perché tante persone non sanno, ma il corpo di polizia penitenziaria, come dico sempre io, è un corpo di serie A e non è secondo a nessuno. L'unica pecca è che magari in passato c'è stata una comunicazione sbagliatissima o in alcuni casi non c'è mai stata. Però c'è da dire che comunque ha una storia. I miei colleghi che lavorano in prima linea fanno un lavoro delicatissimo, che solo chi lo fa può capire cosa significa. È composta da uomini e donne che comunque fanno reali sacrifici nel quotidiano, perché non è un lavoro facile, no? Quando tu devi avere a che fare con persone che comunque sono costrette a vivere nella restrizione più totale, gestirli non è assolutamente facile. Sì, Un dato è certo, Mimo, ci tenevo a dirlo, ma l'ho detto già in passato: quello che contraddistingue la polizia penitenziaria è il fatto che i miei colleghi sanno di dover lavorare con persone prive della libertà, ma non certamente della dignità. Quindi quello che mi fa incazzare a me a volte è che comunque veniamo apostrofati in la qualsiasi, no? Violenti, torturatori o altro. Io a chi ci apostrofo così, ma anche alcuni giornali, alcuni organi di stampa, li invito semplicemente magari a venire in carcere e a conoscere quello che è il carcere e il lavoro che fa il poliziotto penitenziario. Solo questo, perché spesso si parla senza conoscere. E quindi, come diceva prima Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Quindi venite, sarete nostri ospiti, almeno capite il lavoro che fa la polizia penitenziaria e la grandissima professionalità che contraddistingue il nostro corpo. Qui non siamo secondi a nessuno. Detto ciò, ho letto alcuni messaggi al volo che mi arrivano dai social che chiedono alcune info rispetto ai corsi che sono in atto della polizia penitenziaria. C'è il primo scaglione, termina il 9 maggio e quindi saranno immessi in servizio metà maggio. Poi inizia il secondo, non mi chiedete quando, perché ancora non si sa, ancora non si ha notizia, quindi dovrebbe iniziare a giugno. Ad oggi noi non abbiamo una data certa. Io sono abituato a dire quello che so, non ad inventare, perché a volte ho letto in giro tantissime cose poi risultate false. Quindi a me non piace né illudere né tantomeno dare notizie fasulle. Appena abbiamo notizie in merito, certamente le daremo come abbiamo sempre fatto, e sempre primi, e nessuno può dire che noi abbiamo detto qualche cavolata qualche volta. Abbiamo dato sempre notizie serie. Tu che mi racconti, Mimmo? Ti racconto che io appunto sono stato in giro in diversi posti del centro Italia, ho raccolto vari lamenti da diverse persone, diversi istituti, e appunto a fronte di tutte le assunzioni che sono state fatte, tutti quanti lì sono lì che aspettano, dice, ma quando arrivano questi nuovi assunti? Perché appunto c'è bisogno, e soprattutto perché quando ci si trova in periodo di ferie, di vacanze, di festività, è lì che scoppia sempre il problema, no? Ora Federico ci ha lasciato, ma però appunto lui è un testimone di quelle che sono certe carenze in certi istituti. Io ho rapporti anche appunto col personale civile e questi appunto lamentano. Tu ogni volta che dici per esempio i direttori, gli educatori ormai sono stati però è un dato, però di fatto è un dato di fatto, però non è che lo dico, è un dato di fatto. Ci sono numeri, io lo dico con numeri alla mano. Effettivamente la pianta organica degli funzionari giuridici pedagogici, le carenze sono azzerate, non ci sono carenze. Quindi vogliamo parlare di rivedere la pianta organica, rivediamo la pianta organica, però non puoi imputare nulla a questo governo semplicemente perché ha azzerato le carenze. La stessa cosa dice sì per i direttori, e tra l'altro c'è in atto un concorso per direttore, adesso è la fase finale dell'iter concorsuale, quindi saranno immessi in servizio altri direttori di istituto. Quindi ripeto, l'attenzione c'è stata, è inutile nascondersi, perché chi ogni tanto parla giusto per tanto per, voglio ricordare, oppure magari gli chiedo a loro di andare a leggere le assunzioni fatte dai governi precedenti. Qui, in tutta trasparenza, parliamo di concorsi di 300 più 100, 150 più 50, cioè, qua invece parliamo di concorsi, l'ultimo di 3.400 unità. Quindi parliamo di 7.000 persone che saranno immesse in servizio nel giro di un anno. Chi l'ha fatto meglio
auguri, ma non è così. Il problema è uno, Mimmo, il problema noi oggi riscontriamo delle situazioni particolari in alcuni istituti, però la gente deve sapere che oggi, soprattutto gli istituti del nord, il 70% più o meno della popolazione detenuta è composta da detenuti stranieri. Se andiamo nella giustizia minorile anche di più, il dato si alza, e parliamo di minori non accompagnati, parliamo di maranza, gente che non ti rispetta, non gliene frega niente del carcere e delle regole dell'istituto, quindi non sono di facile gestione. Quindi noi dobbiamo dirle le cose. Negli istituti penitenziari nel nord il 70% sono detenuti stranieri, e credetemi, di questo 70% la stragrande maggioranza non gliene frega di regole, non gliene frega di leggi, non gliene frega di rispettare l'operatore, non gliene frega di rispettare il poliziotto, non gliene frega nulla. Beh, però perdonami un attimo, fino all'altro giorno la delega alla polizia penitenziaria l'aveva Del Mastro. Ora questa delega è passata al senatore Ostellari. Io, dato che Ostellari è stato talmente tanto concreto nelle sue deleghe, lo invito appunto ad essere altrettanto, perché poi parliamoci chiaramente, e qua te lo dico in veste di funzionario sindacale, no? Cioè di sindacalista. Chi lavora sul campo, chi ha a che fare in sezione con 100 detenuti, quello rimane sempre lì. Allora il problema appunto è questo. Allora, prima facevo riferimento a quella polemica che è stata sollevata da un poliziotto di Stato rispetto al fatto che abbiano mandato più poliziotti a Fiuggi anziché a Cassino, dove hanno una situazione più terribile. A Cassino mi pare che la situazione sia terribile tanto fuori quanto anche all'interno della galera. Il carcere di Cassino non è che sia proprio dei più allegri. Assolutamente no. Sì, ma allora noi dobbiamo dare anche quello che il ragionamento che tu fai riguardo a quello che ha fatto questo governo e quello che i governi precedenti non hanno fatto. Io ho parlato a Cassino. Noi dobbiamo anche dare una risposta a chi dei vostri colleghi sta in galera e sta nelle sezioni, deve avere a che fare con 100 ma carcerati. Credimi, il collega che sta in galera e sta in sezione tante verità le sa. Non gliele devi dire, Antonio Fellone. Il collega che dobbiamo dare gli aiuti. Ma gli aiuti, tu cosa puoi dare come aiuto? Le assunzioni, gli puoi dare altre opportunità. Non si può dire che ad oggi non ci sono le opportunità. Comunque c'è la possibilità di andare al GOM, c'è la possibilità di andare al GIO, la possibilità di andare al GIR, ci sono opportunità, c'è il nucleo di traduzione. Chi ci sta? Se tutti vanno in questi reparti però chi ci sta in sezione? Sono delle specializzazioni. Chi ci sta in sezione? Noi intanto dobbiamo partire dal presupposto che la polizia penitenziaria, il lavoro principale è quello comunque della gestione delle detenute, però fortunatamente sono venute fuori tante specializzazioni in cui si dà l'opportunità a giro di fare tutto a tutti, perché altrimenti significa chiudere una persona per anni nei reparti detentivi e tutti gli altri a farsi i fatti suoi. No, quindi questo assolutamente non accade. Ci dovrebbe essere la rotazione o no? Perché a me hanno insegnato ci dovrebbe, ci sta, deve esserci e c'è, perché non è che tu se entri al GIO ci stai a vita, se entri al GOM ci stai a vita, se entri in altre specializzazioni ci stai a vita. Nei vari istituti penitenziari, in tutti gli istituti penitenziari ci sono degli accordi locali con le organizzazioni sindacali, si chiamano PIL, protocollo d'intesa locale, che è un estrapolato del PIR, che è il protocollo d'intesa regionale, che lo stesso è un estrapolato dell'accordo quadro, e qui è disciplinato il tutto su questi accordi, e anche la rotazione dei posti di servizio, e anche la rotazione tra le varie cariche fisse, cosiddette cariche fisse, per chi non lo sapesse, sono gli uffici. Oggi un collega giovane ha l'opportunità di andare in ufficio o di andare al nucleo traduzione e piantonamento. Rispetto a quello che erano i carceri, rispettiamo la regola della radio. Ha detto un minuto. Non una telefonata? No, un minuto. No, io adesso allora cerchiamo di stringere. Io dopo le ultime minacce io guardo sempre Natalia per capire la sua comunicazione, perché altrimenti il rischio è concreto che io magari un giorno arrivo a Milano e non torno più a Brescia, quindi perché me l'ha fatto capire. Sì, perché ti squarciamo i copertoni della tua macchina, tutti e quattro. Vabbè, almeno quello no. Se questo è il problema, ci sono i mezzi, ci devi tornare a piedi. Treno in metropolitana e me ne torno a Brescia, metropolitana e treno. Quindi detto questo, adesso delle situazioni sono mutate, c'è un cambiamento in atto,
ripeto, tanto è stato fatto e sono certo che prima della chiusura della legislatura, tanto ancora si farà. Testa bassa, correre e lavorare, perché è l'unica cosa che bisogna fare. Poi per il resto, ripeto, noi pensavamo di poterglielo dire in diretta al sottosegretario. Abbiamo provato, per l'amore della verità, però diciamo. Allora ti diamo un compito ben preciso, caro Antonio Felloni. Da martedì, quando tu rivedrai il sottosegretario. Non lo vedo martedì. No. Ti devo dare una bella notizia. Settimana prossima non sarò a Roma. Sei in ferie? Ferie, lasciamo sta ferie, dai. Ferie. Chi Comunque, mi conosce sa che non sto mai in ferie. Ti diamo questo compito di prendere e assillare al limite dello stalk lo faccio già. Sottosegretario di fare di più. Lo faccio da 3 perché anni e devi mezzo. dare, come sindacalista, devi dare una risposta a quei poveracci dei tuoi colleghi che sono buttati e abbandonati. Lo faccio come collaboratore del sottosegretario, lui lo sa. Chi mi conosce sa tutto l'impegno e la passione che ci metto, la serietà, perché io do l'anima, a volte arriva la sera che veramente non riesco a guardarmi in faccia, perché dall'esterno uno può pensare a bella vita, fa quello, io farei tranquillamente a cambio e tu lo sai bene che spesso ci sentiamo, quindi io lo faccio, ma non c'è bisogno di farlo col sottosegretario Stellari, perché è una persona che vive per il lavoro ed è una persona che comunque è di una serietà allucinante, quindi non c'è bisogno che lo stresso io, lo fa lui già di per sé. Ripeto, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, l'accordo era con il sottosegretario, lui era propenso, gli faceva piacere di fare gli auguri a tutti, ma ha detto: Antonio, prova, perché sono in una zona dove non c'è linea, se riusciamo è bene, altrimenti li fai tu per conto mio e poi interverrò un altro giorno. Ci abbiamo provato, non prende la linea, non è che non risponde al telefono, non prende la linea proprio. Vero Natalia? Confermi? Quindi auguri anche da parte del sottosegretario, che sicuramente nelle prossime puntate interverrà, come ha sempre fatto, perché è intervenuto spesso. Lo facciamo venire qua in presenza anche a lui, perché no? Così Quando ci mette la faccia nei video che facciamo. Quando sarà su Milano, io credo che lui i problemi, anzi, pari a zero. Niente, io volevo ringraziare a tutti coloro che ci ascoltano. L'appuntamento è come sempre a venerdì prossimo dalle 15 alle 16 e sto giro parto di mattina, vediamo, con tutte le autostrade chiuse. Ci sentiamo venerdì. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti coloro che ci ascoltano, a tutti i miei colleghi da Bolzano a Canicattì. Auguri di una serena Pasqua a tutti voi e di una felice Pasquetta, perché credo che soprattutto chi lavora in prima linea se lo meriti, e queste persone, i miei colleghi, vanno solo ringraziati e non offesi, come a volte a me capita di leggere, ma poi vedi da chi arriva all'offesa e ti rendi conto che vale meno di zero. Viva sempre la polizia penitenziaria, viva il SINAPPE, ci vediamo venerdì, buona serata e auguri di buona Pasqua a tutti. Auguri a Natalia, grazie Natalia, auguri, buona Pasqua. Avete ascoltato